Che è stato a fare quel leggio? Gli alpini. Gli alpini di Gli Preganzio, alpini di Preganziano. In che anno? 2 anni fa. 20, Nel 21, 20. sì. Sezione Alpini di Preganzio. Dà un nome a questa sezione. Maglio Ferrari. E chi lo ha costruito fisicamente? È il monumento. Adriano. Più? Sì. Adriana? Barbazza. Bravo, complimenti, guarda che bellissimo il giro. Bellissima idea. Il materiale con cui è stato fatto, che materiale è? Ferro? Lamiera. Lamiera. Mamma. Da un laboratorio? Quasi non so. Sotto l'ombra la mamma di un partigiano seppellito è la sorella di mio nonno. E allora l'ho preso in custodia io questo monumento qua. Questo lo curo io, ci ho messo l'albero, la bandiera. E mamma sto partigiano? Di che partigiano? Bragato. Antonio Bragato. La mamma era Augusta Barbazza. Hai aperto anche il libro. Madonna, è proprio bella l'idea, è stata veramente una roba unica, penso. Non ho mai visto un monumento così. È un'idea che mi è venuta andando a dei casoni a Caorle. E che c'è una Madonna e che c'è sto libro è in cemento, diciamo, in marmo. E quello, perché non si può fare un libro in ferro con tanto di piedestallo e Aspetta che faccio una fotografia così, benissimo. Amico, ho fatto un libricino là che si è anche citato, Camillo Pavana. Sì, Camillo Pavana. Ecco, piaceva, era un piacere grande.